periodo. Separare chi prega da chi spara non è solo il titolo di un capitolo del suo libro. Chi ha paura non è libero, la nostra guerra contro il terrore, che Angelino Alfano ha presentato ieri sera nella sua Agrigento, ma anche un concetto che il Ministro degli Interni porta avanti da tempo nella politica di contrasto al terrorismo, da un lato, e di accoglienza e solidarietà nei confronti degli immigrati che fuggono da guerre e carestie dall'altro. Un libro più che mai attuale alla luce del 13 novembre che affonda le radici nella prima strage di Parigi, quella del 7 gennaio scorso, nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo. Nel libro Alfano traccia la mappa del terrore, arricchita da un glossario in cui compaiono tutti i personaggi, le organizzazioni e i concetti che alimentano la minaccia jihadista. A ciascuno non è dato di scegliere il periodo in cui nascere e in cui vivere. A me è data la grande responsabilità e il grande onore di fare il Ministro dell'Interno, ma mi è dato in un tempo in cui c'è stato il più grande flusso di profughi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la più grande sfida terroristica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gestisco tutto questo essendo partito da qui. Gestisco tutto questo e riconosco questo come il luogo che ha dato il via alla mia attività politica, e per un incrocio che a volte la storia determina, la storia di ciascuno di noi determina, mi son trovato a fronteggiare l'emergenza rifugiati, l'emergenza profughi, che ha avuto il suo epicentro esattamente nella nostra isola di Lampedusa, che per me era l'isola delle mie vacanze, come quella di tantissimi agrigentini, e nella quale invece ho visto 100 e più sacchi messi in fila l'uno accanto all'altro quando accadde la strage di Lampedusa dentro l'hangar dell'aeroporto di Lampedusa. Ho voluto unire i fili di questa mia esperienza personale e per questo ho voluto presentare qui questo libro. A presentare il libro di Alfano, tra gli altri, il deputato Stefano D'Ambroso, con un passato di PM ad Agrigento ed esperto di antiterrorismo, e il capo della polizia Alessandro Panza. Ma in questi giorni a turbare la sanità di Alfano non è stato solo il terrorismo, ma la minaccia arrivata dalla cosca mafiosa di Corleone, che avrebbe voluto fargli fare la fine di Kennedy. Le recenti minacce di morte che le sono arrivate, Ministro? So che me l'hanno giurata, ma non ho mai avuto paura. Ci sono tanti servitori dello Stato che rischiano la vita ogni giorno come più di me, e comunque io penso che la liberazione della nostra Sicilia da questi maledetti valga più della vita di ciascuno di noi. E a proposito di minacce, Alfano ha anche voluto ringraziare pubblicamente i sindaci dell'Agrigentino presenti in platea con le fasce tricolori. Molti, ha detto, hanno ricevuto delle intimidazioni. Voglio dire che non saranno lasciati soli. Le intimidazioni non avvengono per ragioni filosofiche, ma per ragioni pratiche. Io, che ho ricevuto la loro lettera, sarò accanto a loro, ha concluso. Vorrei ringraziare tutti i sindaci qui presenti. Non sono, caro dottor Floris, non sono esponenti del mio partito, sono sindaci con la fascia tricolore di tutti i partiti, e spesso molti di loro hanno ricevuto delle intimidazioni. Io vorrei dire di fronte al prefetto di Agrigento che non saranno lasciati soli, che noi saremo accanto a tutti quelli che ricevono delle intimidazioni perché fanno applicare le leggi. Le intimidazioni non avvengono mai per ragioni filosofiche, avvengono sempre per ragioni pratiche, ed io sarò al loro fianco, al fianco di ciascuno di loro.